previsti dalle norme per una pubblica amministrazione. Ma qui si sta ribaltando quella che invece è il vero e primario dovere di una pubblica amministrazione, cioè quello di mettere gli amministratori, tutti gli amministratori, e i consiglieri comunali sono amministratori a pieno titolo, tanto quelli di maggioranza quanto quelli di minoranza, tutti gli amministratori di questo comune, metterli nelle condizioni di accedere agli atti, ma non accedere su domanda. Quando questi atti sono indirizzati agli stessi amministratori, questi atti non possono essere, come è stato detto, trattenuti per una valutazione comparativa degli interessi in gioco. Ma chi la fa questa valutazione comparativa degli interessi in gioco? Chi è l'arbitro che decide quale corrispondenza può essere recapitata ai consiglieri e quale corrispondenza invece no? Su quale base si filtra la posta? Su quale base si censura, si decide di far arrivare una parte e non tutta la eventuale corrispondenza che arriva ai consiglieri? Allora si invoca tra le motivazioni i contenuti della lettera stessa, per cui ci sono contenuti che possono essere potenzialmente lesivi dell'onore e del prestigio di un pubblico ufficiale e comunque attinenti a dati giudiziari tutelati dall'ordinamento giuridico al pari dei dati sensibili. Bene, questo è stato detto oggi e questo è stato scritto anche nella lettera di trasmissione che abbiamo ricevuto il 2 dicembre dal segretario generale e il 7 dicembre nuovamente. Allora, con la medesima identica avvertenza, a nostro avviso, gli uffici avevano il dovere di recapitare tempestivamente, non entro i 30 giorni come previsto dai regolamenti, ma tempestivamente. I 30 giorni sono per l'accesso agli atti, non per il recapito della posta, della corrispondenza indirizzata ai consiglieri. La corrispondenza indirizzata al sindaco non credo venga recapitata al 28esimo, al 29esimo giorno, ma viene recapitata tempestivamente. Il sindaco non è un amministratore di serie A rispetto ai consiglieri comunali. Siamo tutti sullo stesso piano da questo punto di vista. E qui non stiamo parlando di accesso agli atti, stiamo parlando del diritto-dovere di avere in mano le lettere che ci vengono indirizzate. Mi sembra l'ABC di una pubblica amministrazione. E noi, siccome non siamo sprovveduti, non siamo bambini che hanno bisogno di essere educati al rispetto delle norme, con paternalismo e con magari anche tenendoci all'oscuro perché sa, il mondo è cattivo e bisogna tenere all'oscuro i bambini, non bisogna raccontare tutto. Noi siamo adulti, siamo persone responsabili e la diffusione o meno dei contenuti della corrispondenza che riceviamo siamo ben consapevoli e siamo in grado di valutare se diffondere o meno i contenuti. Tanto più se c'è un'avvertenza da parte del segretario generale che ci mette in guardia rispetto ai rischi, rispetto alle potenziali contenuti lesivi dell'onore e del prestigio di un pubblico ufficiale. Ciò non toglie però che dobbiamo essere tempestivamente messi, informati e avere in mano la documentazione che ci riguarda. E lei, segretario, ha interpretato male la nostra interrogazione. La nostra interrogazione non era una richiesta di accesso agli atti, era casomai una richiesta di posta arretrata, in ritardo. Poi si dice che ci sarebbe un sovraccarico di lavoro per gli uffici qualora qualsiasi cittadino decidesse di far arrivare all'intero apparato amministrativo tramite la consegna al protocollo lettere così che magari il cittadino X decide di scrivere e di far arrivare agli amministratori. Bene, in quasi 10 anni che faccio il consigliere comunale, i cittadini, abbiamo ricevuto corrispondenza dei cittadini
occasioni, 10 anni, quindi siamo nella media di una lettera all'anno. Quindi questo sovraccarico di lavoro degli uffici è pretestuoso, non esiste, non sta nella realtà. E quindi non vale neanche la pena invocare il buco regolamentare che è stato sanato con la delibera del 7 dicembre. Certo, adesso va bene, abbiamo integrato il regolamento che riguarda il funzionamento del protocollo, aggiungendo una fattispecie che non era contemplata, quella dei documenti, come vengono chiamati, documenti di carattere politico-amministrativo, che adesso aventi preminente carattere politico-amministrativo, che adesso, se non ho capito male i contenuti interpretato male i contenuti della delibera, verranno recapitati ai capigruppo, qualora l'indirizzo vi sia nei consiglieri comunali. Bene, ben venga questa integrazione del regolamento. Ciò non toglie però che comunque anche prima di questa integrazione c'era il dovere da parte degli uffici di far arrivare la documentazione, la lettera tempestivamente ai consiglieri comunali. Tanto più che tale lettera, i contenuti di tale lettera avevano attinenza con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il giorno stesso, il 14 novembre, il giorno stesso di recapito della lettera. Allora è vero, condivido anch'io la critica e l'accusa lanciata, contenuta nell'interrogazione del capogruppo Miolo e della consigliera Conte. Il sindaco è stato scorretto a tenere all'oscuro il Consiglio Comunale rispetto a questa lettera e rispetto alla risposta che il sindaco ha dato all'emittente di questa lettera, risposta che apprendiamo questa sera, non sapevamo neanche che esistesse. Allora non possiamo andare avanti così a scoprire gli atti, a scoprire l'esistenza di lettere fantomatiche solo perché a giorni di distanza, quando gli atti e le libere sono già state votate dal Consiglio Comunale, ma vi rendete conto che quel voto espresso dal Consiglio Comunale potrebbe essere invalidato, perché i consiglieri non avevano in mano tutta la documentazione concreta riguardante quell'argomento oggetto di deliberazione. Non so se questo modo di procedere si possa ascrivere alla buona e corretta amministrazione. La risposta è una domanda retorica, ovviamente. Ci sono altri interventi, prego, consigliere Conte. Allora, pur essendo consapevole che comunque la decisione sarebbe accettata al sindaco o alla giunta se ascoltare o meno un cittadino, so anche per certo che non è mai stato ascoltato nessuno qui a Carle, voglio solo fare una piccola precisazione. Il ruolo delle funzioni del segretario generale sono disciplinati dall'articolo 97 del TUE, riportato nell'articolo 49 dello Statuto Comunale di Carle. Il segretario comunale svolge funzioni di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e cura dell'organizzazione. Può erogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica di strutture private ed atti militari nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto, dei regolamenti e conferiti dal sindaco. Il compito fondamentale del segretario è pertanto quello di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. L'intenzionale mancata lettera ai consiglieri inammissiva, a loro indirizzata e contenente la disponibilità a partecipare al Consiglio per fornire delucidazioni e chiarimenti su un tema di particolare importanza per la città di Carle, si pone in netto contrasto proprio con i principi e le disposizioni contenute nello Statuto, nel regolamento del Consiglio Comunale di Carle, venendo così meno proprio quel ruolo di controllo e di assistenza alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Possono essere violati dalla suddetta condotta le seguenti norme. Articolo 3 dello Statuto. Il Comune rappresenta cura materialmente gli interessi della propria comunità, ne promuove la pace, ne tutela le libertà fondamentali.
lo sviluppo e il progresso civile, sociale e economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità, secondo la modalità del presente statuto. Violazione dell'articolo 13 dello statuto. I consiglieri comunali hanno inoltre diritto di ottenere da parte del Presidente del Consiglio comunale un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso i capigruppi. Nel caso di specie è mancata in toto la comunicazione della questione illustrata nella missiva, non recapitata, che avrebbe dovuto costituire un punto all'ordine del giorno da trattare del Consiglio. Violazione dell'articolo 20 del regolamento del Consiglio comunale. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. I consiglieri hanno diritto di accesso alle consultazioni di tutti gli atti amministrazioni comunali. Di certo la realizzazione di quella missiva, concernente un tema particolare importante, è un atto del tutto dovuto e la mancata consegna ha leso il diritto dei consiglieri di entrare in possesso di tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Alla luce di quanto detto e dei principi esposti, la mancata consegna di una missiva indirizzata ai consiglieri rappresenta un'omissione di un atto dovuto nell'ottica del dovere di garantire trasparenza, conformità dell'azione amministrativa, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Infine, per quanto riguarda la risposta che ho avuto io, la mia richiesta della soluzione della lettera, l'ho avuta prima di capogruppo, quindi l'ho ricevuta in data 29/11/2016, contenente la stessa motivazione di capogruppo. Numero avvisi presupposti di quella missiva inviatomi dal comune, ovvero riferimenti lesivi all'onore del prestigio di un pubblico ufficiale, in quanto mi risulta da ricerca su internet che i presunti reati a carico del maresciallo indicati nella lettera depositata il 14/11 non siano mai stati accertati dal pubblico ministero, anzi dai quotidiani e da internet risulta al contrario un invio a giudizio e quindi un processo pendente a carico dell'imprenditore per calunnia verso il maresciallo, quindi non ci sarebbe stato nessun atteggiamento lesivo nei confronti del pubblico ufficiale. Grazie. Ci sono altri interventi? No, allora lascio la parola al sindaco. Ma francamente io non ho molto da dire perché è già esauriente quello che ho letto, tutto il suo contenuto. E di fronte all'accusa di censura del capogruppo Miollo e implicitamente, sostanzialmente anche del capogruppo Faro, pare già di aver detto, lo ripeto, per maggiore intelligenza dei presenti, che il comune di Caule non è la filiale delle poste italiane. Perché se così fosse, allora ogni cittadino può scrivere e dovremmo recapitare la lettera a chiunque. Quando si parla di massiccia diffusione si faceva riferimento a questo. Ho spiegato prima, il sindaco è domiciliato in via Roma 26 per l'esercizio delle sue funzioni di sindaco, analogamente gli assessori comunali e i dirigenti, tutti gli altri no. I consiglieri comunali non hanno domicilio eletto, quindi se un cittadino scrive un consigliere comunale, il comune non ha l'obbligo di trasmettergli la lettera. Per evitare comunque una situazione di questo tipo, abbiamo fatto una delibera di giunta dove abbiamo introdotto il principio secondo il quale a maggior ragione lo diamo al capogruppo di riferimento, il consigliere comunale lo riceve tramite il proprio capogruppo. La seconda cosa che voglio dire è legato all'intervento del consigliere Conte. Lei ha detto un po' assurdo che sia il sindaco e la giunta a decidere se un privato va sentito o non va sentito in consiglio comunale. Guarda che non è proprio così, io ho dato, permette una volta. Mi interrompo? C'è un altro rispetto di questo consenso? Allora, ripeto il filo, non è il sindaco la giunta che decide se un privato o qualsiasi altra persona va sentita o non va sentita in consiglio comunale a sua richiesta, no? C'è un regolamento che ho citato nell'articolo 45, dove c'è scritto che si può procedere all'audizione solamente di consulenti, di professionisti
oppure di funzionari comunali, punto, non è messo nessun altro. Non ho capito poi il suo ultimo passaggio, quello legato alla competenza o meno del segretario comunale in questa materia. Se mi ha contestato addirittura il fatto che il segretario comunale fosse ritenersi responsabile del protocollo. Non ho capito se era questo l'assunto che lei voleva portare all'attenzione di questo Consiglio comunale. Comunque le dico che nella lettera inclusiva della lettera M, cioè l'articolo che lei citato, rientrano anche le competenze del segretario comunale che nell'organigramma, la pianta organica del comune è inquadrato come responsabile dell'ufficio protocollo. Io non ho altro da aggiungere. Capogruppo Favaro. Noto nella prima risposta del sindaco e anche in questa seconda risposta un problema di linearità, di logica. La risposta che abbiamo ricevuto è una risposta fortemente contraddittoria, perché da un lato si dice che la lettera è stata trattenuta agli atti per una valutazione comparativa degli interessi in gioco. Quindi la lettera, come si legge, come è stato letto dal sindaco, la comunicazione che ha fatto il segretario generale al sindaco, le cose sono andate che del segretario in cui viene descritta la sequenza dei fatti. Questa lettera, una volta ricevuta, il protocollo l'ha girata al sindaco, ad alcuni assessori e al segretario e all'ufficio urbanistica. Il segretario è venuto a conoscenza dei contenuti della lettera del primo pomeriggio, si è confrontato col sindaco e insieme sindaco e segretario hanno deciso che per i suoi contenuti questa lettera andava trattenuta agli atti per una valutazione degli interessi in gioco. Poi però il sindaco dice anche che il comune non è una filiale delle Poste Italiane e pertanto non ha il dovere di recapitare qualsiasi lettera missiva che venga indirizzata ai consiglieri comunali. Allora decidetevi, perché delle due l'una: o questa lettera non è stata recapitata perché non volevate abbassarvi al ruolo di semplici postini, tra l'altro nobile professione, oppure l'avete tenuta sospesa agli atti, trattenuta per i suoi contenuti. I suoi contenuti, per una valutazione degli interessi in gioco. E alla fine, ad esito di questa valutazione, avete deciso che questa lettera andava tenuta sotto chiave in qualche cassetto del comune e non andava portata a conoscenza dei consiglieri comunali. Ma questo l'avete ricostruita voi la vicenda in questi termini. Allora, se le cose sono andate in questo modo, voi vi siete assunti, voi, sindaco e segretario, vi siete assunti una responsabilità notevole perché avete abusato del vostro potere, avete, sulla base dei contenuti, e quindi con piena discrezionalità vostra, avete deciso che noi consiglieri non dovevamo essere messi a conoscenza dell'esistenza di questa missiva e dei suoi contenuti. Questo è un fatto grave, questo si chiama giustamente censura, c'è un nome per definire questo atteggiamento. Allora, un'amministrazione democratica improntata ai principi costituzionali non può applicare la censura, la può applicare un privato, un'azienda privata, ma la pubblica amministrazione non può applicare la censura. E questo è un fatto grave, molto grave, e bene ha fatto la consigliera Conte a rendere partecipe il prefetto di quanto sta accadendo nel comune di Cambre, e altrettanto stiamo facendo anche noi. Altri interventi? Lascio la parola al sindaco. Replico solo su questo inciso perché lei Fabio è molto abile nel falsare la realtà, l'abbiamo appunto molte volte in questo consiglio comunale, ormai la regola, non ci facciamo neanche più caso, ma laddove lei dice che il segretario comunale e il sindaco hanno deciso, no, io ho dato lettura e gliela ricordo, gliela rileggo. Questa è la relazione del segretario comunale che dice
Nel primo pomeriggio prendevo visione della lettera e dopo un breve confronto con lei pervenivo alla decisione di sospendere la diffusione della stessa. Allora non racconti la storia dell'orso. Questo è quello che ha scritto il segretario comunale, il sindaco, quello che ha dichiarato lei in consiglio comunale. Poi lei può aggiungere quello che vuole, ma sono incisi che lei aggiunge unilateralmente, non sono assolutamente condivisi, si contestano. Capogruppo Miollo. No, ma scusi, quindi si sta dicendo che la responsabilità è del segretario comunale che ha assunto una decisione di sua spontanea volontà, senza coinvolgere. Invece io avevo capito la sua relazione puntuale che era stato ridotto di questa lettera, prima, tantomeno prima del Consiglio Comunale che era venuto la sera stessa. Ma io dico, ma adesso in punta di regolamento, per carità, adesso magari ci saranno anche delle ragioni, ma qui non si tratta di valutare le cose in punta di regolamento. Cioè qui c'è un peso specifico rispetto all'azione che è stata fatta che è enorme ed è veramente offensivo. Cioè bastava, signor Sindaco, che 5 minuti prima di iniziare il Consiglio Comunale lei facesse una capigruppo, ci trovavamo 5 minuti qua fuori, ci dicesse: guardate, è arrivata questa lettera questa mattina, sapete cosa c'è? Ritengo che i contenuti di questa lettera possano creare dei problemi, la teniamo lì. Basta, finiva lì. La cosa finiva lì. Io non riesco a capacitarmi, non riesco a trovare il senso logico che sta dietro una scelta del genere. Cioè continuo a domandarmi, a chiedermi, perché non ci hanno fatto recapitare un'informazione di questo tipo? O perché chissà quante altre volte potrà essere capitato a questo punto. E a questo punto, visto che ci stanno dicendo che c'è il sistema, c'è il metodo in punto del regolamento, chissà quante altre volte sarà capitato, o può essere accaduto, che ci vengono recepiti, ci vengono come dire, protocollato attraverso il comune, che non è chiaramente la sede di residenza, come il consigliere di Nord, della comune di Fao, ma è la sede comunale, per cui si presume che se uno protocolla una lettera ad un consigliere che fa il protocollo comunale, gli arriva il consigliere. E si sta facendo un giro pazzesco, senza capire il senso di questa cosa, che ha un senso solo politico, non ha nessun altro tipo di senso, sul perché non sia stati informati. E cosa c'è sotto? Cosa c'è dietro? Cosa c'è da tutelare? Perché non è certo, come ha ben spiegato la consigliera Conte, il contenuto della lettera che poteva creare dei problemi, dei singolari problemi. Cioè, veramente non si capisce questo atteggiamento per cui si vuole applicare la censura anche veramente su temi importanti peraltro, perché qui non stiamo parlando che il comune funge da ufficio postale, qui stiamo parlando di temi che sono più importanti per quanto riguarda lo sviluppo territoriale urbanistico di Claudio, noi stiamo parlando della lettera che arriva per la dimostranza di una solidità. Stiamo parlando di temi che hanno progetti importanti, quindi bastava semplicemente fare una capigruppo 5 minuti prima di dire: guardate, stamattina è arrivata questa lettera, ve ne rendo copia, festa finita. Cioè veramente io lo dico con pacatezza, ma non vorrei urlarlo, che sono assolutamente allibito e sconvolto che si possa applicare la censura ancora in tempi come questi in una amministrazione che dovrebbe essere democratica. Grazie, se non ci sono altri interventi, bene, si dà risposta anche all'interpellanza risposta scritta avente ad oggetto il progetto della società Marina Verde che si dà per letta. Abbiamo letta prima. Lascio la parola al sindaco. Rispondo all'interpellanza in oggetto, nella parte interrogativa di natura tecnica, affidando al vice sindaco le proprie considerazioni in merito alla questione politica sollevata dall'interpellanza. La società Marina Verde a tutt'oggi non ha ancora realizzato sull'8-2 il piano interrato destinato al parcheggio pubblico e il verde pubblico sovrastante in prossimità della passeggiata a mare, nonché la relativa sistemazione della viabilità. I lavori sono ancora in corso in quanto, per effetto del decreto legge numero 69 del 2013, come convertito nella legge 9 agosto 2013 numero 98, cosiddetto decreto del fare, nonché delle proroghe per fermo cantiere previste dal vigente regolamento comunale,
Gli stessi lavori dovranno concludersi entro il 13 marzo 2017. La Società Marina Verde SRL, nell'ambito dei progetti approvati e dei contenuti della convenzione urbanistica sottoscritta a suo tempo, ha versato le somme dovute e concordate con il Comune, con l'eccezione del saldo pari ad euro 180.000, saldo quantificato quale contributo concessorio, oneri di urbanizzazione, contemplato nella convenzione urbanistica sottoscritta dalle parti. Entro i termini previsti, il 31 dicembre 2013, la Società Marina Verde non ha provveduto al pagamento di tale somma. Conseguentemente l'Ufficio Comunale ha inoltrato ingiunzione di pagamento con avviso a discussione della polizza fideiussoria prestata a garanzia della somma. All'esito della predetta ingiunzione, in data 28 febbraio 2014, la Società Marina Verde ha fatto pervenire atto di citazione contro il Comune di Cagliari, radicando il procedimento avanti il Tribunale Ordinario di Pordenone, sostenendo in primis di non essere tenuta al pagamento della somma richiesta dall'ente, in secondo luogo proponendo domanda riconvenzionale nei confronti del Comune di Cagliari per la riduzione della somma di euro 70.000 già versata. Tanto viene richiesto dal privato, in applicazione dell'articolo 158 del regolamento edilizio, nel testo sopravvenuto rispetto alla stipula della convenzione urbanistica, che determina il diritto all'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione di edifici appartenenti alla classe energetica A. Il Comune, non condividendo l'assunto e insistendo per il pagamento della somma non corrisposta, si è costituito in giudizio, la causa è pendente in quanto corso per giudice. Con riferimento invece al quesito inerente al reale stato dell'investimento, comunico che questa amministrazione non ha altra conoscenza che quella derivante dal contenuto di una PEC pervenuta in data 19 aprile 2016 dal nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Marina Verde, di cui do lettura. Accettabile fornitore, la presente per comunicarvi che in data 23 marzo 2016 è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione di Marina Verde SRL, composto dal sottoscritto dottor Michele Furlan, dottore commercialista a profilo pomeridiano, quale Presidente, e consiglieri signori Angelo Geletto e Gemino Zecchin, soci della società. In questi giorni il Consiglio di amministrazione appena nominato è impegnato a raccogliere e ordinare tutta la documentazione e quanto prima possibile sarà cura lo stesso contattarvi per ogni determinazione in ordine al vostro credito. Nel frattempo vi chiediamo di soprassedere da qualsiasi iniziativa al fine di permettere al nuovo organo amministrativo di valutare le varie posizioni dei debitore. Alcuni mesi fa ho ricevuto personalmente il municipio del dottor Michele Furlan e è venuto a presentarsi che per l'occasione ha assicurato che la Società Marina Verde porterà a termine i propri doveri contrattuali. Risponde l'assessore Commisso. Grazie, buonasera a tutti. Rispondo alla seconda parte dell'interrogazione urgente della consigliera Conte, che a quanto pare prende la prima parte per pretesto per attaccare nella sconsiderata il sottoscritto. Prima di tutto le chiedo che cosa le fa pensare che io abbia cambiato idea in merito a Marina Verde. Da qualche votazione? O qualcosa che le fa pensare che io abbia... Che dice che ho cambiato idea e devo chiedere scusa qualcuno degli amministratori precedenti, che non ho mai espresso nessuna idea contraria a quella che avevo all'epoca. Lei questo se l'ha inventato. Altra cosa che si è inventata è molto più grave, quando dice e inoltre, lei scrive, inoltre per sapere altresì, questa cosa è divertente, la posizione in merito dell'attuale vice sindaco, il quale, come riportato nelle premesse, che sono tra l'altro contraddittorie, se vi venga, allora si batté per la presunta poca trasparenza dell'operazione, tanto da ricorrere, rappresentando la lista Ama a Caore, anche a organismi sovracomunali. Vuole essere così gentile da dirmi quali sono i ricorsi e quali organismi sovracomunali io ho informato della faccenda? Prego. Allora, la mia interrogazione è dovuta sempre a domande fatte dai cittadini
che vengono chieste, io riporto sempre la parola di chi mi interpella. Quindi mi è stato riferito che nella precedente amministrazione con lei l'opposizione ha attivato enti sovracomunali, quindi io ho chiesto se riporto quelle sono domande che mi vengono fatte. Assessore alla Commissione. Quindi lei sente la prima gallina che trova per strada, o la prima nutria, diciamo, adesso vamos di moda le nutrie, non verifica assolutamente quello che le viene detto e parte in quarta, no? Calunniando attraverso i social media, come si chiamano, attraverso... A me mi ha chiamato un giornalista quando non sapevo ancora di questa cosa ed era già pubblicata. Noi, non so se lei se ne è accorta, ma noi non rispondiamo a noi. Il nuovo deputato alle risposte alla politica è questo, non sono le osterie reali o virtuali che siano, questo è il nuovo. Noi non abbiamo mai risposto a nessuna delle provocazioni, degli insulti, delle offese e questi miti sono stati divulgati via Facebook piuttosto che via Twitter, assolutamente questo è il nuovo. Lei non si è permessa neanche di fare nessuna richiesta di atti per sapere quello che andava fermando. Questa non è una bella figura consigliera Conte. Vi dirò anche di più, sono da verificare le preferenze che ha avuto il governatore Zaia alle ultime elezioni regionali. Siccome lei viene a dire che è rappresentante consigliere comunale della Lega Nord nella lista di Carlo Giorno sindaco, mentre lui poverino si affannava a dire che non c'erano i partiti nella sua lista, ok? Se va a vedere le preferenze che ha preso Luca Zaia qui a Cavour, ha preso più del 50% di preferenze. A Cavour ci sono le persone che non sono neanche, come dire, ideologicamente fissate e in cambio anche di una persona per bene sono disposte a votare anche se magari non sono del partito proprio della persona che vanno a votare. Questo signore ha preso più del 50%, ok? Se noi portiamo il 50% rispetto agli elettori che hanno votato alle ultime elezioni comunali, vuol dire che il 50% di 7.000 sono 3.500 persone. Lei dovrebbe chiedere scusa non a quelle 3.200 che non hanno votato per lei, ma a quelle 300 che hanno votato per lei, perché non ci si presenta con insulti, offese e calunnie in consiglio comunale senza una prova provata di niente. Io non ho mai fatto alcun ricorso relativamente a Marina Verde alle autorità organismi sovracomunali. Questo è un falso. A lei hanno raccontato una palla, lei ci ha creduto e è qui che insulta delle persone gratuitamente. Questo non si fa, è offensivo per chi l'ha votata, non per me, perché io ho la possibilità di rispondere qui pubblicamente e mi prendo responsabilità di quello che dico e deve scusarsi con i suoi elettori, perché non ci si presenta così impreparati. Quando lei interroga Zaia si può dire di tutto di lui, però è sempre preparato, sa sempre tutto. In questo caso, signora consigliera Conte, lei fa una pessima figura. Non leggo neanche il secondo periodo, perché è ancora più articolato. È tutta una curva in mezzo a virgole e a virgolette. Se vuole inoltre sapere altresì se quando l'attuale vice sindaco denunciava allora, messo che io abbia denunciato in maniera alle autorità sovracomunali, ma questo non è successo, le assicuro che non è successo. Quasi casi sì, ma questo no. Era veritiero o piuttosto, invece, lei di avervi cazzo tanto, privo di fondamento e allora così fosse, che avrei messo abbia, riveduto oggi la sua posizione, magari scusandosi con gli amministratori di allora, se non per convinzione quanto per convenienza politica, essendo passato da uomo di opposizione a quello di maggioranza, ma che cazzo, mi scusi, ma io non ho mai sentito un discorso del genere. E lei dice il falso, è falso, è falso. Okay? Può replicare lei prima il posto di prova. Magari andiamo a rivederci i consigli comunali. Lo deve fare prima, lo deve vedere gli atti. Io ho detto magari si divide anche lei. Come? Magari si divide anche lei. Grazie. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno.
Modifiche ed integrazioni allo statuto dell'azienda speciale Don Moschetta. Relazione al sindaco. Richiamata la propria precedente deliberazione numero 13 del 24 marzo 2011, avente ad oggetto trasformazione dell'istituzione Casa di Riposo Don Moschetta in azienda speciale, con la quale è stata costituita l'azienda speciale Don Moschetta e approvato il relativo statuto, vista la propria deliberazione numero 67 del 29 settembre 2016, con la quale da ultimo è stato modificato lo statuto dell'azienda speciale al fine di consentire l'ampliamento del campo di azione in modo da consentire l'affidamento da parte del Comune di servizi ulteriori, considerato che nel corso degli anni gli enti locali ha assunto sempre maggiore rilevanza la possibilità di gestire servizi pubblici tramite organismi autonomi in grado di assicurare efficacia, efficienza ed economicità alla gestione medesima, in particolare qualora le gestioni risultino correlate a processi di aggregazione o fusione o in generale di razionalizzazione intesi a realizzare economie di scala. Chiamata la propria deliberazione numero 83 del 14 novembre 2016, con la quale sono stati formulati gli indirizzi funzionali all'assunzione di nuovi servizi da parte delle aziende speciali, quali la manutenzione del verde pubblico, la gestione di parcheggi a pagamento, la gestione del campeggio comunale, i servizi accessori afferenti al mercato ittico, dato atto che tale ampliamento del campo di attività dell'azienda speciale rende necessaria una revisione parziale della composizione degli organi della stessa mediante una maggiore articolazione del Consiglio di amministrazione, la cui composizione numerica viene portata da 2 a 4 membri, cui è funzionalmente correlata la previsione della delega di funzioni da parte del Presidente, al fine di garantire una migliore operatività dell'organo amministrativo di vertice, visto l'articolo 57 dello Statuto Comunale. Disciplina la costituzione dell'azienda speciale e i conseguenti rapporti con il Comune, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 15 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale,